tradotto i lavori Circa de Suderis Invertu, ovvero Pattade in cerca del passato nascosto. È il volume scritto in lingua sarda da un giovane cultore della linguistica sarda e delle tradizioni sarde, Bruno Sini. Qualche giorno fa la presentazione. Vediamo il servizio. Un percorso storico che viaggia attraverso il filo della memoria. Vecchie carte, fotografie, documenti dal Settecento in poi. Un viaggio nella storia di Pattada, vista dagli occhi di La Marmora, Zabarain, Olmediglia, che porta all'analisi più ampia della crisi di identità della cultura sarda oggi. Il volume di Bruno Sini, dal titolo Pattada in Circa de Suderis Invertu, edito dall'Istituto Camillo Bellieni di Sassari, è stato presentato qualche giorno fa dallo studioso Michele Pinne e dal professor Giampiero Marras. Il libro, scritto in lingua sarda logudorese, è il primo passo di una ricerca di radici che si sviluppa attraverso la minuziosa ricerca d'archivio, che scava nella storia di Pattada. L'autore ha lavorato su due fronti. Dopo la traduzione in sardo di un articolo dello storico Canalis, tratto dal dizionario geografico statistico di Sua Maestà il Re di Sardegna, sono stati inseriti gli scritti di alcuni viaggiatori, La Marmora e Zabarain. Il libro è scritto in lingua sarda proprio per riaffermare la necessità di riordino dei valori della propria terra con cui confrontarsi con il mondo. Alla presentazione è seguito un dibattito con gli interventi sulla linguistica sarda e in particolare sul bilinguismo sancito dalla legge sulla lingua e la cultura sarda, recentemente rigettate dal governo. Una lingua, quella sarda, che rischia di scomparire unitamente alla sua civiltà millenaria, che pur avendo resistito alle dominazioni non riesce a resistere alla noncuranza degli stessi sardi rispetto al problema. Concludiamo come di consueto con le previsioni.